Noi siamo il capofila di una costruenda rete innovativa regionale, un organismo che aggrega adesso 100 soggetti pubblici e privati che hanno l'obiettivo di costruire un ecosistema digitale, cioè sostanzialmente mettere insieme i vari silos informatici che ci sono in regione, connetterli per valorizzare l'informazione che hanno e renderla disponibile per il consumatore finale. Altrettanto stiamo facendo per quanto riguarda l'informazione sugli algoritmi, sulle tendenze, sui comportamenti dei consumatori, perché riteniamo che il dato sia l'elemento essenziale per poter sviluppare strategicamente un nuovo turismo in Veneto che sia forte non solo dal punto di vista quantitativo, arrivi e presenze, ma anche dal punto di vista delle spese medie del consumatore, che oggi non sono tra le più rilevanti in Italia e che si possono realizzare solo se daremo loro informazioni per fare tante cose su tanti territori e non solo sui grandi territori.